Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizia dal Polesine, offerta dall'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, Ottica Moderna a Taglio di Po. Cominciamo col Gazzettino Nazionale, il Veneto verso l'arancione. Domani la decisione sulla promozione, Zaia dice non è improbabile e non chiuderò le scuole. Il nuovo decreto la stretta fino al 3 maggio e nessuna zona gialla, ma il governo è diviso. Stabili in ogni caso i casi e le rianimazioni reggono. Domani il verdetto in base all'indice RT. Il governatore Zaia dice forse anche per 3 giorni non sarò io a bloccare il ritorno in classe. Pagina di Rovigo, Socotern, trattativa in alto mare. La presenza al tavolo regionale dell'assessore Donozan permette al confronto di rimanere su un binario di fermezza. Sindacati e regioni hanno ribadito che i vertici aziendali hanno l'obbligo di fare chiarezza sulle prospettive future. Da parte aziendale non è stato definito né un piano di rilancio né l'annuncio di interesse per il sito. Anche Rovigo si mobilita per la scuola. Samuele Scavazzin, segretario provinciale della CISL, dice: prepariamoci a far tornare i ragazzi in classe dopo Pasqua. Vorremmo aver conferme dalle autorità competenti, ma siamo convinti che i protocolli anti-Covid, se applicati alla lettera, siano un argine sufficiente per non creare livelli allarmanti di contagio. Celegnano, parchi e cimiteri chiusi. Il sindaco afferma è per proteggere gli anziani. In ogni caso, afferma il sindaco Dallara, entro il 9 aprile tutti gli oltrattantenni del comune di Celegnano saranno vaccinati col vaccino Moderna o Pfizer. Adria, ressa per i vaccini, ad Adria intervengono carabinieri e vigili. Confusione legata alla mancata presenza dei convocati nelle liste e agli orari anticipati. Afflusso fuori controllo per la presenza di molti che speravano in dosi avanzate. Ne abbiamo parlato ieri, si sta rapidamente avvicinando all'obiettivo prefissato di quota 50.000 la raccolta di fondi per Samuele Bergantin, il 21enne di Pontecchio Polesine, vittima di un tragico incidente stradale. La speranza concreta di tutti è che con l'operazione possa tornare a riavere l'uso normale di braccia e gambe. Prima pagina della Voce di Rovigo, i ristori sono una carità. Sono una pagliacciata, si afferma in un commento, a fronte di 300.000 euro di perdita ti danno 10-12.000 euro. L'ennesima umiliazione. Portotolle apre il centro servizi anziani San Nicolò. Taglio del nastro della struttura residenziale sociosanitaria di Portotolle. Il sindaco Roberto Pizzoli, accompagnato dal vice sindaco Silvano Mantovani, ha definito una giornata storica per il territorio, ringraziando chi ha lavorato e contribuito alla realizzazione del progetto. Presenti il prefetto di Rovigo Maddalena De Luca, l'assessore regionale Cristiano Corazzari e la consigliera regionale Laura Cestari. E anche su Rovigo in diretta c'è questo bel servizio da Adria, la protesta dei lavoratori della Socotern, da un anno in cassa integrazione senza sapere le prospettive future dell'azienda. Pessimismo totale tra i lavoratori della Socotern dopo aver ascoltato i sindacalisti e il sindaco di Adria in piazza Cavour. E chiudiamo con questa bella notizia, sempre da Rovigo in diretta: un onore per tutta la città avere un professionista che raggiunge traguardi di questo calibro. Infatti, Marco Biscarini è stato premiato assieme a Daniele Furlati per la colonna sonora di Volevo nascondermi. Per lui il prestigioso riconoscimento degli RDC Awards, assegnati ieri pomeriggio dalla rivista del cinematografo ai protagonisti del mondo del cinema. È un onore e un orgoglio per tutta la città avere a Rovigo un insegnante ed un professionista che raggiunge traguardi e riconoscimenti di questo calibro, ha commentato il presidente della Film Commission Angelo Zanellato. Grazie per i vostri ascolti, vi ricordiamo che siamo tutti i giorni alle 11.50 e alle ore 14 su Radio Diva, sulle frequenze 94 e 100, e come sempre da Leandro Maggi è un piacere stare con voi. Ciao ciao!